Che il livello del mare si sia alzato è assodato, che le mareggiate continueranno ad esserci è altrettanto certo, così come è certo che eventi di portata distruttiva in Liguria ci siano sempre stati e abbiano generato la sua bellezza. Lo scenario, ad un anno dalla mareggiata del 2018, è quello delineato nel corso del convegno La sicurezza delle coste e dei porti alla luce dei cambiamenti climatici, organizzato a Rapallo dal Rotary Club Rapallo Tigullio, che ha evidenziato come la grande urbanizzazione a cui la nostra costa è stata sottoposta non sia oggi più sostenibile. La mareggiata dell'anno scorso non è stata una mareggiata più intensa rispetto a quelle che sono state in passato. Sono fenomeni che si sono già dati nel passato, ma complici i cambiamenti climatici probabilmente, con elevata probabilità, si daranno in maniera più frequente. Quello che non è naturale è l'impatto di questi eventi sull'antropizzato. Il fatto di aver costruito tanto, e soprattutto negli anni 50-60, fa sì che questi eventi oggi abbiano un impatto così disastroso, così come abbiamo osservato negli ultimi anni. Dal punto di vista della percezione del rischio, molto è stato fatto, ma la guardia non va abbassata. Il sistema di allertamento è diventato negli anni più efficace, ma resta indispensabile la collaborazione delle istituzioni e della popolazione. È sicuramente cresciuta l'attenzione. Certo è che effettivamente l'attenzione delle persone, della popolazione è cresciuta sicuramente l'attenzione delle istituzioni e degli amministratori, proprio per lavorare tutti insieme verso una prevenzione e soprattutto un aumento della consapevolezza e un aumento della cultura del rischio. Stabilire come difendere la costa del Tigullio è complesso. Secondo gli esperti, le nuove infrastrutture dovrebbero tenere conto della possibilità di eventi devastanti più frequenti, ma con direzione dei venti variabile rispetto a quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi e magari modificabili nel tempo, con interventi di adeguamento successivi. Indispensabile il gioco di squadra fra le istituzioni. L'evoluzione della linea di costa può anche avvenire su lunghezze molto ampie e quindi bisogna avere una visione ampia del Tigullio con approfondimenti specifici per le diverse località. Chi deve fare la pianificazione è bene che si appoggi a chi gli strumenti tecnici e poi chi deve mettere in opera le azioni deve fare team con le altre istituzioni, in quanto il tema è complesso e soprattutto le responsabilità sono divise a livello, diciamo, amministrativo in posti diversi.